Zio Liberà, Dimmi. andò steva il comune prima del terremoto del 1930? Tu te lo ricordi? Sì, stava a Basso Luciano. Andò a Basso Luciano, che moglie sta bello giovane. A fianco è l'uno, c'è una un coppa di bello giovane, un coppa. Darete la statua là. E allora, e poi da là poi passavo da sotto andò stiamo al comune, che sta quella di sera. Alla Costa dell'Angelo. E là passavo. Là poi ci mettevano una posta. Stava pure la posta. Dopo ci mettevano la posta e il comune poi che non dormiamo. E la posta, quando noi andiamo a passare la vista che mi ha fatto sotto le armi, e là ci stiamo tenendo medico, quelle giovani che avevano i capelloni e avevano la barba, dicevano un bacio a questo qua, lo tenente medico, tu non sei buono né per un re e manco per la regina, perché per essere capellone e essere barbuto significa che non sei normale, e non si poteva giocare questo qua, perché ne era fatto un soldato, perché le figliole dicevano hai fatto un soldato, no, non sei normale, ma sono tutte quante con la barba, le capelli tu non sei normale. Sono tutta così. Zio Liberà, io questo video che ho fatto prima lo mando a Angelo Siciliano che voleva sapere. Sì. Se lo vuoi salutare? No, non sono mai accettato, ma devo fare il video. Sì, saluta, dai i saluti a Angelo Siciliano. Dai, Allora, Angelo Siciliano, ti saluto Ruzzolillo Liberatore in carne e ossa. Io sto bene, a te in giorno domanda, adesso che stai buono, tu e tutta la famiglia. Salute a te e tutte, prima a dire sta buono di saluto. Ciao. va bene. Zio Liberà, Dimmi. dico mamma quante cose tieni qua appese? Che sono queste? Tutte le cose che hai fatto tu? Tutte le pacchiane che mi vedo facendo belle spettacoli, con le pacchiane. Stai buono però, mo Siamo qua. andati a Rai 1 mattina, siamo andati all'albergo 6 giorni. Queste qua sono tutte diplome. Queste sono tutte diplome. Questo è il quadro quando andiamo alla scuola. Questo è il quadro che ci sta pure mamma, oui? Bello, questo è a mamma. Questo qua è il quadro che mi facevano quando facevo la corrida a Monte Calvo, facevano la festa. Quanti ricordi, zio Liberà? Questo è quando sono la corrida, che si chiama la corrida che mi diano un premio, e la tazza di Carlo Conte con un uomo suo. Bello. Bello, io mo ci passeggio un po' così, in modo che cerchiamo di le inquadrare un po' tutti gli avvenimenti. Bravo zio Liberato. Questo è qua. Questa qua. Qual è? Questo, È bello quello. Mo ho capito. Come hai capito, mo? Ho capito. Questa signora io l'ho vista qualche volta, vista? su Facebook però. Brava zio Liberato. Zio Liberato, tieni proprio una bella casetta. Sì. Questo pezzetto, mo ci facciamo vedere la casa Angelo Siciliano. Questa è la casa di zio Liberato. Tu re. Zio Liberatore. Tu re.
Digli tu qualche saluto se glielo vedi. Questa è tutta la parata che tiene dei ricordi. Questi sono tutti ricordi che io lascerò. E allora ci stanno tutte quante queste qua. Questo qua. Qua ci sta un pezzetto di cucina. Vediamo un po'. Vabbè. Poco. Qua tiene la camera da letto. Sì. Comunque sta proprio bene, zio Liberato. Saluta Ma Angelo. saluta, sta un buono. Pure se saluta, sta un buono. Sta buono, saluta Angelo. Se vado ancora suonando, vado quienno. Ma alle 28 di maggio mi devono rinnovare la patente e faccio il compleanno. Bra. 96. Ne fai 96. Gli auguri io te le do dopo perché portano un buon augurio, meglio dopo, tanto noi ci vediamo.